Treviso è orgogliosa di tutta questa realtà. Presentazione in piazza Trentin, tradizione che lega i Leoni del Benetton alla città e non solo, quasi un rituale scaramantico prima dell'esordio nella quarta stagione di Celtic League sabato sera a Monigo contro gli Ospreys. Non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo confermato 37 giocatori su 38, è arrivato soltanto un ragazzo come 38esima persona, tutto il resto crediamo in questo gruppo e sulla quale evidentemente noi vorremmo basarci e dare questa conferma per la prossima stagione. E di stagione in stagione la squadra è cresciuta sul panorama internazionale, così come le aspettative dei tifosi. Franco Smith ha la sua strategia per affrontare le sfide di quest'anno. Sarà difficile perché ovviamente gli altri anni abbiamo sempre cresciuto, abbiamo migliorato spesso. È un anno dove noi vogliamo essere ancora più performanti e sicuramente le aspettative sono tante, ma cerchiamo di fare il miglior possibile. Ogni partita per noi è importante, così prendiamo una partita a volta e combattere una battaglia a settimana. Senza dubbio abbiamo una squadra molto competitiva, abbiamo voglia di vincere, di portare a casa i risultati. È una competizione difficile, tosta, che però molto affascinante e dovremmo veramente studiare, guardare una partita alla volta e cercare di conquistarla sul campo. Abbiamo tutte le qualità per fare una grandissima stagione.